Buonasera e benvenuti dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo per la nona giornata del girone A di C2. Oggi di fronte appunto la Tevere Remo, padrone di casa e settima in classifica, contro l'Atletico New Team, seconda in classifica, quota 19 punti. Quando te va poi. Intanto andiamo alla lettura delle formazioni dei convocati dai due allenatori per la Tevere Remo. Il solito Lucarelli in porta, poi Castroni, Milani, Capitan Signorelli, Guancioli, Viscuso, De Matteis, Lucarelli, Gallori, Antonica, Cerasaro, Amadio e Luciani contro l'Atletico New Team che schiera Cianfanelli, Mazzoleni, Scalabrelli, Foglio, Corbo, Cassis, Lucarelli, Colaiaco, Chilelli, Catania, Lissorti, Di Benedetto. L'allenatore è chiaramente Bonanni, quindi stiamo aspettando il fischio iniziale. L'arbitro ha dato già il cenno di assenso ai due portieri che arriva in questo momento. Parte la sfida fra Tevere Remo e Atletico New Team, subito con gli ospiti che provano ad attaccare dall'alto del loro secondo posto. Dalla distanza provano. Subito palla rigiocata dalla formazione di casa con Signorelli che subisce il primo fallo dell'incontro. De Matteis e Guancioli sul pallone. C'è anche Castroni, poco più largo. Parte Signorelli col mancino, Guancioli gliel'ha toccata. Cianfanelli. Un minuto se n'è andato. Palla dall'altra parte, provano ad agganciarla. Lucarelli chiama questo pallone per Signorelli che lo stoppa bene. Sempre il pallone provato al limite dell'area di rigore, il filtrante di Lucarelli, quello dell'Atletico New Team non ha sortito effetto però. Tiro dalla distanza, lo stop di Cassis che poi ricomincia da Capitan Catania. Col mancino Catania prova a filtrare, Signorelli lo rimpalla, poi fa correre il compagno sulla destra, non riesce a raggiungere il pallone Castroni. Guancioli recupera un altro pallone che tiene in campo, poi va col destro, tentare il passaggio per Signorelli. Catania. Palla sulla destra per Mazzoleni. Mazzoleni. Corbo scambia con il numero 2 che poi prova ad andare dentro. Lucarelli con le mani. Mazzoleni. 8 gol per lui in questo girone di A2. Come Mario Pompili che non c'è oggi, va dalla distanza il capitano. La para Lucarelli.
che poi va al rilancio. Alimentano l'azione sulla destra quelli della Tevere Remo, la parata, poi Signorelli che controlla col destro. Castroni, sempre sfonda sulla destra Castroni. Luciani che ora chiama. Aerorimorchio Castroni, calcia troppo alto. Moncioli da Signorelli che stoppa. Poi Mazzoleni che è da solo, attenzione alla fantasia del numero 2 che fa tutto da solo. Lucarelli, ancora Mazzoleni per tattare al portiere, poi spara alto. Mazzoleni, palla all'indietro per Cassis. Mazzoleni il velo, palla che tentano di far tornare in possesso del numero 2. Mazzoleni dietro per Catania. Catania il colpo di tacco, tiro dalla distanza. Mazzoleni con la sfera all'indietro, la deviazione. Giocata pericolosa dei giocatori in maglia gialla dell'Atletico New Team. Ora Mazzoleni. Lucarelli, Catania. Catania le finte del portiere. Tiro dalla distanza, altro palo colpito dai giocatori dell'Atletico New Team. Sempre Catania, attenzione al suo mancino, va da Mazzoleni che incrocia, palla che rimane lì, la para Lucarelli. Mazzoleni riconquista un altro pallone, è accerchiata, adesso la Tevere Remo, ora numero 2 non riesce a tenere in campo la sfera. Guancioli per Castroni. Guancioli. C'è Antonica davanti, prova a premiarlo il numero 10 che perde palla su Mazzoleni, va sulla destra Mazzoleni, Lucarelli. Antonica dietro. Altro buon numero, sempre Antonica, prova a sfondare sulla destra, palla riconquistata dall'Atletico New Team. Che poi a sua volta riconquista un pallone per Mazzoleni che scambia con un compagno, invece di tirare Lucarelli, palla rimane lì, Mazzoleni ci prova. Catania, altre finte del numero 10, sempre molto preciso nei propri dribbling. Lucarelli prova ad andare sul fondo, palla che è uscita.
C'era Saro. Castroni, c'era Saro. Sempre c'era Saro per Antonica. Indietro Antonica, riesce a girarsi, riconquistano per un attimo la palla quelli dell'Atletico New Team, poi sempre la Tevereremo. C'era Saro. Senza forzare, il terzo in mezzo Antonica stoppa il pallone, si sovrappone un compagno, cambia tutto Antonica, lo pesca sulla destra. Castroni, come suggerito da Lucarelli, poi tocca male il pallone, alimentato comunque da Milani. Palla sulla destra Lucarelli. Si può lavorare qui. esci, batti sulle gambe, Mancino sempre, la sovrapposizione il Mancino. Ancora, Chiedono di coprire il mancino di Catania che va a servire semplicemente un compagno questa volta. Ancora Catania per Mazzoleni. Scambiano i due. È meglio subito adesso perché ma devo chiedere per favore. Scansati, grazie. Abbiamo detto, stavo capito io. Senti Elia. Il blocco al contrario. Attenzione al mancino di Catania che va largo, non riescono a concludere verso la porta di Lucarelli quelli dell'Atletico New Team. Antonica, lo stop. Segue il pallone, c'era Saro. No. Catania. Mazzoleni. Sempre Mazzoleni. Scambio con Lucarelli. Catania. Lucarelli. Sfonda sulla destra Lucarelli. Incrocia Mazzoleni. Non arriva sul pallone. Fa la messa fuori per il mancino di Catania che la piazza. Il vantaggio della seconda in classifica col proprio capitano che fa 1-0 col mancino. Giro io là. Lira di Luciani, i consigli di Lucarelli per i compagni. Devono essere più rapidi i suoi compagni ad uscire, secondo il portiere Castroni. Lascia lì Castroni di prima, non riesce a chiudere. Mazzoleni che combatte sulla sfera. Cerca di centrocampo per Antonica che prova a convergere, poi scarica fuori. La fisca di quello allora. Mi sta fiscando. È uguale, ragazzi. Sta fiscando allora uguale, non mette dietro. Stiamo spegni, 1-0 al 14esimo fra Tevereremo e Atletico New Team, in vantaggio gli avversari, gli ospiti della Tevereremo, con una gran perla di Capitan Catania che ha preso la mira, l'ha messa alle spalle di Lucarelli. Ora c'era Saro, va di filtrante, non pesca Antonica.
Vieni dentro, vai Mattia, vieni dentro. Vieni dentro, Non parlare. Vate ditti. Catania. Stoppa il pallone Catania. Sa quando fermarsi il capitano va sulla sinistra. Occhio taglio, buona così, dai che preso, Nani! Lucarelli va filtrante e non trova sempre Catania. E allora Amadio non riesce a tornare sul pallone. Casacca senza numero per Amadio. Intanto time out chiamato dalla TV Remo che arriva in questo momento. Dal time out si riprende, 15° minuto, 1-0 sempre per l'Atletico New Team, che dopo aver colpito un bel palo con Capitan Catania e un altro un po' più sbucciato con Lucarelli è passato in vantaggio proprio in virtù del mancino del numero 10 che ora porta il pallone, tratto De Matteis. Intanto per i padroni di casa si è già buttato in avanti De Matteis. Castroni, rilancio di Castroni, De Matteis riesce a far sponda per Antonica che perde poi il pallone. Fanno correre l'avversario, Mazzoleni tipo un gol incredibile. Catania non riesce a girarsi, c'è fallo secondo il direttore di gara. Attenzione al mancino del numero 10 che può andare nuovamente in porta. Rimani te Mattia su palla. C'è anche Chilelli sul pallone, oltre che Catania. Parte Catania che lascia a Chilelli la sponda per il numero 10. Calcio di rigore, un fallo di mano visto sul tocco di Amadio al centro dell'area di rigore. Addirittura il rosso è Antonica. È Antonica il giocatore che l'ha toccata con la mano, non Amadio. Dunque espulso Antonica e calcio di rigore. Non c'è l'ultimo uomo a cazzetta, il portiere è l'ultimo uomo. Così già, dopo un quarto d'ora c'è impiccato la partita, dopo un quarto d'ora c'è impiccato la partita. Carlo, hai detto che non sbagliavi manco la rimessa laterale. Angelo, hai detto che non sbagliavi manco la rimessa laterale. Dopo un quarto d'ora hai condizionato la partita. Non sbagliava manco la rimessa laterale. Non c'è ultimo uomo a calcetto, al di là della valutazione che c'è la campo. Sei il portiere. Tiziano Chilelli sembra l'indiziato ad andare verso la porta di Lucarelli. La distanza! Stai davanti, Pelé! Stai davanti, Pelé! Attenzione pure tu, 10 lì! Va davanti, Pelé! Poi ribattuta, Parte Chilelli, va col mancino, il palo e la rete che vale il 2-0, il raddoppio dell'Atletico New Team.
Dai l'espulsione, dai giallo. Cosa si girerà pure a noi prima o poi, Ma dai giallo, no? La testa, raga, La testa! La testa! Chi esce? Chi esce? Chiede la scia segnato! Sto coglione! 4, scusa. Non è possibile, non è possibile. Non è una cosa possibile, non è normale, non è normale, sono frustrati. Non so che cazzo mi organizzando questi, oh. Mannaggia la miseria, oh. Non fa rigore, sto così. Allora, diciamo che il rigore magari te lo può pure fischiare, perché comunque... Perché mi ha anche scampo, Guancioli devono recuperare 2 gol. I giocatori di casa però sbagliano con Guancioli il tocco per Lucarelli. Proprio Guancioli sbaglia anche lo stop, non un buon momento per la squadra di casa. 2-0 e Antonica espulso. Dunque nessuna inferiorità numerica perché chiaramente Chilelli ha realizzato il rigore del 2-0, ma fare a meno di Antonica per tutta la gara può essere complicato per i piani di Luciani. Prima che ne combini un'altra, le cazzata. così non è divertente. È imbarazzante. Così non è divertente. Catania e Chilelli, sempre loro sul pallone, sempre i 2 mancini di Bonanni. Parte Catania col mancino, questa volta pesca un uomo in barriera, poi Guancioli può ribaltare il fronte dei suoi, scarica una parata, c'era un uomo a terra però è Signorelli che è rimasto dolorante. Tallone. Claudio, di destra, Dai! Chilelli scarica per Catania che prova a fintare, poi restituisce al numero 9, sempre per Catania, prova a pescare Mazzoleni dentro. Lucarelli, il rilancio per Signorelli messo giù da un avversario, addirittura di Signorelli il fallo secondo il direttore di gara. Palla larga. Ma che hai fischiato? Guancioli, Signorelli, gioca all'indietro Paolo Signorelli, Castroni, prova il filtrante di ritorno per il compagno, Mazzoleni capisce tutto, le finte del numero 2 che sfonda sulla destra, mette dentro Catania anticipato, allora Signorelli può guidare l'avanzata dei suoi, 3 contro 2, arriva anche Mazzoleni, palla filtrante, Signorelli sbaglia da 0 metri. Mazzoleni con il destro pesca anche Guancioli calciando, questa volta arriva il fischio del direttore di gara su questo secondo fallo di Mazzoleni. Fallo però è per l'Atletico New Team.
Distanza! Quello stava per terra, oh! Stava per terra quello! Catania va direttamente in porta. Lucarelli senza esitazioni blocca la sfera. 24esimo minuto, 24esimo minuto, scusate, stavo già pensando al recupero, un recupero che probabilmente ci sarà. Castroni, questa volta c'è il fischio per la Tevere Remo. Addirittura il quinto fallo per la Tevere Remo, fischiato contro. Traducete quello che dice. Chiamate il traduttore. Cinque falli per parte, dunque siamo arrivati a una conclusione, anche se sta per terminare il primo tempo con De Matteis che non arriva su questa sfera. Guancioli, palla dentro, la recupera ancora Guancioli. De Matteis, si gira De Matteis, la bomba. Guancioli mette fuori per Castroni, il tiro rimpallato del numero 5. Castroni, largo. Arriva, Sancho, scendi, sta! Sinistra, gioco! Guancioli, palla larga. Altro fischio del direttore di gara, palla che è uscita. Sarà Atletico New Team. Il possesso, probabilmente uno degli ultimi, se non l'ultimo, di questo primo tempo. A distanza, prego. Castroni in avanti. Sempre palla sulla destra, arriva lì, la para in qualche modo Cianfanelli. Poi Castroni, ci riprovano quelli della Tevere Remo, vogliono fare un punto prima di andare a riposo. Allora Guancioli scarica sulla destra, poi sempre Castroni, la deviazione fuori. 5, Carlo, 5! Carlo, vieni qua fuori! Ci provano, la palla non si infila in rete. Altro time out chiamato da una delle due panchine. Il rilancio di Cianfanelli. Castroni recupera un pallone che poi perde lì. Castroni non la tocca nessuno. C'è stata una deviazione, però allora calcio d'angolo.
Guancioli. Prego, uno, esci, zitto! Palla sulla destra, diagonale, non inganna nessuno. Vai, viaggia! Guancioli. 2 minuti di recupero. A partire da questo momento siamo in realtà ben oltre il 25esimo. Vanno ad alimentare l'azione, c'è il fallo e quindi un tiro libero. Claudio! Sesto fallo e quindi tiro libero per la Tevere Remo. Sesto fallo e tiro libero, parte Castroni con il destro, incrocia bene, 1-2 a Tevere Remo negli ultimi minuti di recupero del primo tempo, accorcia le distanze. Chilelli dalla distanza col mancino, sul duplice fischio il direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi almeno per questi primi 25 minuti. Scusa. Bentornati al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo per il secondo tempo di questa nona di C2 Girone A. La Tevere Remo sta inseguendo l'Atletico New Team 2-1 per gli ospiti. Le reti di Catania e Chilelli, ha risposto Castroni direttamente sul tiro libero. Chilelli ha raddoppiato dal dischetto più vicino del calcio di rigore concesso dall'arbitro Paganini dopo un tocco di mano di Antonica che ha provocato anche l'espulsione del numero 23. Qui Milani torna da Guancioli. Bene giallo, va bene. Che cazzo faccio? Mazzoleni prova a fare tutto da solo sulla destra, gli strappa il pallone dai piedi Castroni, poi Mazzoleni va a dargli fastidio, ma soprattutto a commettere il primo fallo dell'Atletico New Team. Carica va! Castroni, pallone buttato. Allora Lucarelli dalla distanza incontra una deviazione da parte della difesa. Cassis scarica per Catania che ha un buon mancino, ha un ottimo mancino, quindi attenzione. Lucarelli prova il filtrante per il numero 10, l'altro Lucarelli, Elia, va con le mani a servire Guancioli, la scodellata del numero 10 verso nessuno. Castroni era salito ma non abbastanza per ricevere il lungo pallone del compagno. Mazzoleni, Catania trova Mazzoleni dentro che poi gioca fuori da Cassis. Lucarelli, Catania, attenzione al mancino perché può convergere, eccolo il mancino di Catania. Il gol! Ce la fa alla fine a passare un'altra volta l'Atletico New Team. Le finte
al limite dell'area di rigore e poi il destro imprendibile per Lucarelli, dell'altro Lucarelli, quello degli avversari, è 3-1. Ma sì, è tuo quello! Sinistra, Mazzi! Guancioli, tutto da rifare per la Tevere Remo, che dopo essere andata sotto di 2-0 aveva trovato il punto che aveva accorciato le distanze. Qui Mazzoleni manda a spasso un avversario, poi un calcio su di lui, arriva davanti al portiere, va a prendersi il giallo, il numero 6 della Tevere Remo Milani. Bravo Pini, ottimo Pini! Uno l'hai messo su. Lucarelli, che ha appena segnato il gol del 3-1, vuole tentare nuovamente una fortuna col suo destro verso la porta di Elia Lucarelli. Va Lucarelli col suo destro, allarga il gioco, il break per un attimo di Castroni, poi palla in out. Sempre Lucarelli. Ma col destro riesce a sfondare la deviazione, calcio d'angolo. Catania questa volta non sceglie il proprio mancino, decide di calciare col destro. Tra un altro out a 20 dalla fine, con Cassis che alimenta l'azione. Castroni. Stai Paolo, stai Paolo! Uno! Dai, cazzo! Cazzo! Sto qua, Oh, Rollo! Riescono ad andarsene sulla destra quelli dell'Atletico New Team con Lucarelli, recuperano palla però i giocatori in maglia nera della Tevere Remo. Allora Castroni prova a cambiare addirittura campo il tiro dalla distanza. Guancioli. Destra Mazzi, destra Mazzi! Quello che batto io, quello che devi ricevere. Quello che devi ricevere, vai. Sto vicendo! Centro! Segui dritto! Castroni tenta il filtrante, prova a recuperarla Signorelli, Mazzoleni caparbio, alla fine è Paolo Signorelli a commettere fallo. Dai ragazzi, siamo appoggiati, Sempre Catania col mancino, palla che non filtra questa volta. Altra palla fuori, Cassis sotto da un compagno.
prova ad andarsene sulla mancina. Colpo di tacco di Catania, bene per Lucarelli, poi messo giù, si continua, Guancioli prova a girarsi, ce la fa Guancioli, converge verso il centro Guancioli. Guancio! Distretti, Paolo e Sì. Lascia Paolo, lascia. Con le mani di Cianfanelli. Ce la fa Mazzoleni a tenere in campo la sfera, riesce poi a puntare Lucarelli, Mazzoleni con il destro, Lucarelli la risposta, sempre Lucarelli e Tiziano però è quello con la maglia gialla. Eccolo sempre Lucarelli che serve Mazzoleni, questa volta non sbaglia il numero 2, fa 4-1 al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Lasciamo il pallone 2, grazie. Palla larga, non arriva sulla deviazione, poi il palo da lontanissimo di Amodio. Fino alla fine chiede Luciani dalla panchina. Mazzoleni ha appena segnato il gol del 4-1, prova a ribaltare il fronte offensivo, scende sulla sinistra da Lucarelli. Altra palla fuori che provano a piazzare, Lucarelli in angolo. Se te metti così c'è troppa luce, no? La riparte De Matteis, prova a puntare addirittura, pallone sul fondo. Sta aumentando l'intensità della pioggia qui al Circolo Tevere Remo. Amodio stappa bene, poi prova a ribaltare l'azione. Amodio, Guancioli converge verso il centro, palla che rimane lì riconquistata dai giocatori del New Team che la alzano, in qualche modo scodellano per Catania. Poi Foglio, Catania, Tiziano Lucarelli, Mazzoleni, Lucarelli, Amodio ha riconquistato un ottimo pallone. Tiziano Lucarelli. Ora Lucarelli prova a giocare a 2 con Catania, gliela porta via Guancioli, è 2 contro 1. Guancioli sbaglia il tocco ma c'è fallo su di lui. Secondo fallo dell'Atletico New Team. Passi su palla, Guancioli sulla palla, Carlo! bravo. Siamo spenti, poi regà che ha scalata, Ah sì, va bene così, scendi. Mezzo passo sinistra, Vitto, mezzo passo Guancioli in seguito al fallo sarà lui a tirare, no perché scarica fuori per Amodio, la parata di Cianfanelli. Angolo Tevere Remo,
provano a metterla direttamente dentro, nuovo angolo, c'è stato un contrasto, siamo a metà della seconda frazione. Il rilancio di Ciampanelli. Gioca lungo tutto bene. Albero. No, grande sto pasca. Uno. Esco io. Palla fuori per Colagliaco, che è entrato e ora si fa vedere, ma Catania preferisce Mazzoleni. Eccolo proprio Colagliaco all'interno dell'area di rigore, si gira Lucarelli. Stai su, stai su. Aspetta. Stai, fatto bene via. Stai. E dai. Siamo messi male. Dai, non molla. Oh, ma arriva. Capì. Palla per un attimo riconquistata da Colagliaco, poi Lucarelli al rinvio. Siamo messi male. Carlo. Oh, finalmente. E allora, Presa adesso, Carlo! Pressano tutti quelli della Tevere Remo, vogliono riconquistare il pallone in fase avanzata, ma il risultato è di 1-4 per gli avversari. E non manca tantissimo, mancano 10 minuti, che è vero che sono tanti in questo sport, ma la Tevere Remo deve trovare un gol subito. Prendi il defibrillatore, oh! A Romano! Chilelli riconquista, o meglio riconsegna il pallone a Lucarelli al limite dell'area. Provano ad andarsene quelli della Tevere Remo, Catania la tiene in campo, poi il colpo di tacco di Chilelli. Luminosità che va sempre più diminuendo con l'aumentare della pioggia e del nuvolo del cielo, che prima era già coperto ma era molto più chiaro di adesso. Amadio prova a piazzarla con un colpo da biliardo che non riesce. Ci prova Castroni, questa volta la palla sibila vicino al palo. De Matteis si gira, fa correre Amadio che arriva dalla destra.
Cianfranelli. L'intermedio quello. Castroni può prendere la mira. Milani dall'altra parte dove non c'è nessuno. Prova a convergere Catania, va dall'altra parte dal suo compagno con la 8 Colaiaco. Cinque più recupero alla fine di questa ripresa. 4-1 la situazione, sta facendo dura per la Tevere Remo anche solo pensare di recuperare questo risultato, ma la speranza è l'ultima a morire. Sappiamo che la Tevere Remo è capace di imprese clamorose. L'anno scorso proprio su questo campo è stata in grado di recuperare 4 gol. Castroni per Guancioli. Piove bene adesso qui a Roma Nord. Guancioli cerca i compagni, va sul fondo, pallone di ritorno per Guancioli che va in porta. Poi azione alimentata dai giocatori in maglia nera. Cianfanelli va da Catania, c'è Lucarelli però che agguanta con le mani, ha subito fatto ripartire Castroni. Guancioli punta agli avversari Guancioli. Poi al momento del servizio dello scarico su Milani non c'è. Lucarelli. Catania sta congelando il gioco, l'Atletico New Team. Qui Catania però prova ad andare via, Milani recupera il pallone, prova a far salire i suoi, va largo, palla dall'altra parte, Signorelli non aggancia la palla del possibile 2-4. Lucarelli prova ad andare via, copre bene Guancioli. Poi il pressing della Tevere Remo premiato, ma c'è un time out, noi andiamo in pausa, poi di nuovo qui per il finale di gara. Ultimi minuti di gara qui fra Tevere Remo e Atletico New Team al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. 22esimo sul cronometro, sta per finire il 22esimo minuto per la verità, quindi entriamo a pieno diritto nel minuto 23 col portiere di movimento Amadio. Prova la Tevere Remo a recuperare questo risultato. Dai Claudio, dai Claudio! Lucarelli prova ad andare, la scodellata, esce l'altro Lucarelli, Elia, padrone di casa, fa sua la sfera, poi serve Castroni per Signorelli e questa volta stoppa, riesce anche a girarsi, va Signorelli, punta l'uomo, ce l'ha sul mancino, palla che non prende il giro sperato dal capitano della Tevere Remo.
Bravo Carlo. Grande Carlo. Carlo, un passo dietro. Potevi chiamare, non l'avevo visto. No, un passo dietro. Oh, in fase di possesso che non c'è bisogno di quei due. Paolo e Carlo. Signorelli al limite dell'area di rigore, allarga per Castroni, 24esimo. Centro, passi, sinistra, dritto. Fai campo, faccio. Dica lei. Secondo. Palla, Paolo. Non ci arriva Guancioli, Dai ancora. ci arriva De Matteis. Quando è troppo tardi mette la palla sul fondo. E lui è anche l'ultimo a toccare. Troppo campo, c'è. Tiro dalla distanza di Castroni che buca Cianfanelli, fa 2-4 e alimenta le speranze della Tevere Remo. Dai, oh, Gianluigi. Dal centrale, Paolo. Oh, occhio sulla partenza. Sulla partenza. Catania salta subito Signorelli, poi palla allargata, la tocca Lucarelli, angolo. Ultimo minuto di gioco, ultimi 60 secondi almeno secondo il nostro cronometro, vedremo poi l'arbitro. Il tiro tanto dalla distanza, sempre Catania, sempre col mancino. Palla larga per Castroni che ha appena segnato il gol del 2-4. Guancioli, andare sul fondo Signorelli, poi converge dalla distanza, sempre Castroni, la tocca Guancioli, palla sul fondo. Cianfanelli, Castroni, intercettato da Lucarelli. Uno, due. È stata accesa l'illuminazione intanto qui sul campo del Reale Circolo Canottieri. Palla allargata per Lucarelli che inventa una parata incredibile. Piove copiosamente, Lucarelli tiene appese ad un filo le speranze della Tevere Remo, per la verità molto esigue a questo punto della gara, sotto di 2 gol. Chilelli, Lucarelli, Guancioli, piove tantissimo, sempre dalla distanza, palla che rimane lì in qualche modo toccata, poi Chilelli tiene in campo la sfera, Lucarelli. Capochisio prova a fare tutto da solo Lucarelli, la tiene Guancioli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma in qualche modo e poi Lucarelli. L'arbitro assegna il gol del 5-2 dell'Atletico New Team con la doppietta del numero 7. Presidente, difficile staccarli, A posto, Presidente, famo niente. Perdiamo sempre, però siamo buoni. preso posizione per dire è possibile poi dopo, proprio di lunedì. Altro cartellino rosso intanto per Amadio che va a prendersi il suo secondo giallo, entrambi per protesta, entrambi curiosamente dalla panchina. Poi dite che uno, io non dico nulla, non mi faccio squalificare, non dico nulla, però una questa, ma che deve fare? Ma tu li trovano, al centro dove devi diventare. Facciamo la prima. Iniziamo a giocare, manca la vita,
Ma fate rivedere il video dopo, così te fai un'idea. De Matteis. Pallone intanto giocato per il rimorchio di Castroni. Cianfanelli. Chilelli allarga la giocata. Poi De Matteis riconquista uno, poi due palloni, poi in mezzo a tre, sempre De Matteis. C'è un'ostruzione non segnalata dal direttore di gara. Signorelli appoggia per De Matteis che torna dal numero 9 di testa, prova a girare verso la porta avversaria. Lucarelli ha già segnato una doppietta. Lucarelli prova ad andarsene, Castroni lo trattiene per la maglia, va a prendersi anche lui il cartellino giallo. Non c'è rischio di tiri liberi però in questa ripresa. Adesso 2 minuti di recupero, 2 minuti. Parte il numero 7 Tiziano Lucarelli, 2 minuti di recupero da questo momento. Signorelli può prendere la mira, ci mette un po' troppo a calciare, allora tornano su di lui gli avversari. Palla allargata sulla destra. Mi scusi Signorelli prova a convergere Signorelli, poi si sposta il pallone sul suo mancino, non riesce però a concludere la giocata perché gliela portano via quelli dell'Atletico New Team, che poi vanno direttamente da Lucarelli. Signorelli prova a girarsi, sta riaumentando l'intensità della pioggia. Qui per gli ultimi minuti Castroni calcia in porta, palla recuperata dal numero 13 Viscuso, poi palla giocata sul fondo, Signorelli non riesce a concludere. Signorelli, eccolo il tiro di Signorelli, l'appoggia lì Cianfanelli, in qualche modo si libera della sfera che stava per tornare nella disponibilità del capitano della Tevere Remo. C'era Saro, verso nessuno sul triplice fischio del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi durante le esultanze dell'Atletico New Team che supera per 5-2 la Tevere Remo padrona di casa.